Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Oggi abbiamo un caro amico, un amico di lunga data che è Antonio Citti. Grazie Antonio per essere con noi. Grazie a te, buongiorno a tutti. Allora, Antonio è stato per noi un punto di riferimento fondamentale quando abbiamo iniziato il percorso di Scuolagire, è stato il nostro insegnante di educazione ambientale, vista la sua decennale esperienza come primo organizzatore del primo centro di educazione ambientale del Comune di Roma, giusto Antonio? Sì, cioè il primo è purtroppo l'unico, Ecco, tanto per cambiare. nel senso la diversità dai centri di educazione ambientale che possono, diciamo, esistere è che in genere le amministrazioni, non avendo il personale adeguato, lo affidano, esternalizzano, no? Lo affidano alle associazioni ambientaliste o a associazioni d'occure, insomma. Invece in questo caso, dato che io già lavoravo nel Comune di Roma, diciamo che abbiamo fatto una sintesi e quindi ho potuto diciamo impostare e gestire per 10 anni. Adesso l'ufficio rimane, c'è un'altra persona che lo gestisce e si spera che continui ancora. Molto Non bene. so quello che succederà, ma diciamo questo. attualmente funziona alla grande, anche perché lo saprai, no? Hanno cambiato la Costituzione aggiungendo un articolo che riguarda proprio l'ambiente e quindi si è creato proprio in quest'anno il servizio civile ambientale specifico sull'ambiente. È E quindi interessante. il primo progetto che è stato accettato è un progetto in cui faccio da partner, dato che sono in pensione, con il CEA, col Centro Educazione Ambientale, e con l'università. E quindi a giorni faremo gli incontri per cominciare a organizzare l'anno prossimo, prevede apposta un anno di lavoro sul territorio. Ma parlando, visto che parli di anno prossimo, come te l'immagini il ruolo dell'educazione ambientale nel mondo che verrà? Guarda, io posso dire questo, no? La mia impressione è che il concetto di ambiente è penetrato. Non c'è argomento, diciamo, di cui si tratti in questo periodo, un periodo di molte crisi, che non preveda un riferimento all'ambiente, dal riscaldamento climatico al problema della siccità, al problema anche dovuto alla guerra, del fatto che quella che chiamano adesso la sovranità alimentare e così via. E soprattutto questi concetti in maniera più o meno diciamo coerente e approfondita sono penetrati nei ragazzi. Fridays for Future è l'esempio pratico, no? Migliaia di ragazzi che vanno in piazza perché dicono il mondo futuro è nostro e quindi vorremmo che ce lo lasciaste un attimino pulito e sistemato piuttosto che nel caos che c'è attuale. Ma va detto vedo, anche che nel presente queste tematiche vengono un po' anche un po' manipolate da... era quello che stavo Eh, per arrivare. Il problema è quello, è come quando da ragazzi noi non avevamo una lira in saccoccia e quindi andavamo a Porta Portese, dove c'era il mercato dell'usato, e compravamo le cose che venivano dall'America, no? Perché costavano di meno, quindi i jeans, i giacconi, gli Eskimo e cose del genere. La moda se ne è impadronita subito, no? Adesso imitano quello che noi invece avevamo per necessità, cioè i jeans strappati. Questa cosa a me fa tanto ridere, no? Cioè di vedere gente che paga migliaia di euro, magari i jeans firmati strappati ad arte però. Ecco, diciamo che questo è un po'
quello che sta succedendo. L'ambiente viene strappato, il concetto d'ambiente, per adeguarlo al consumo, per adeguarlo a quello che è la produzione politica. Perché Esatto. poi, però voglio dire che invece la gente proprio, cioè quella che vive nei territori, È più non ragiona, consapevole. è più È più consapevole. consapevole. Questo è importantissimo. Vi faccio un esempio. Noi Sì, qui, io abito a Cinecittà Est, no? E un gruppo di abitanti del quartiere si è impegnato per salvare un'area verde qui vicino e per fortuna facendo gli scavi, perché il comune aveva deciso di costruire, hanno trovato dei reperti romani importanti e quindi hanno dovuto bloccare i lavori. bene. Questo ha fatto sì che questo gruppo si costituisse in comitato e adesso, dopo diversi anni di, diciamo, di attività, divulgazione, eccetera, il comune ha affidato al comitato la gestione dell'area, cioè non si costruirà più. E questo è uno dei tanti piccoli, come si dice, risultati che derivano dal fatto non solo della consapevolezza del valore di un'area verde vicino a una zona intenzionalmente costruita, ma anche della consapevolezza della capacità che può avere la gente organizzata di ottenere risultati, cosa che dove i girotondi e altre cose di questo tipo che erano sempre legati alla politica e non alla realtà del territorio, invece stanno riprendendo alla grande. Un'altra cosa, sempre in quest'ambito, come diciamo io personalmente, anche come associazione, faccio parte sia di Arce, insieme ad Ambra, ma anche di varie situazioni, tipo il Comitato per la salvaguardia del Pratone di Torre Spaccata, che è un'area contigua a quella che dicevo prima, e di 60 ettari. Ecco, si è formato anche lì un comitato, diciamo, di persone di buona volontà nel territorio e poi hanno aderito persone di tutti i tipi, dal parroco della parrocchia al giardiniere, all'amante dei cani e così via. E piano piano si è coagulato un bel numero di persone, tanto che abbiamo potuto raccogliere su una proposta per mettere in discussione i progetti di cementificazione 2700 rotte firme, ma no così, con lo SPID, cioè una cosa proprio mai vista, no? Che è l'unico modo per poterla presentare e farla discutere dall'Assemblea Capitolina. E quindi questo ha portato che siamo stati interpellati dal comune, dalla commissione PNRR, sono venuti i deputati, eccetera. Cioè, adesso noi, siccome vediamo che tutto quanto questo di fatto non riesce a smuovere l'intenzione, diciamo, dei palazzinari, stiamo partendo con una petizione, dovremo raccogliere 5.000 firme, però questa senza lo SPID, cioè cartacea, e questa cosa non ci spaventa. No, Questa, vedi, quello che mi fa venire in mente, queste cose che ci stai dicendo, è queste cose non si sanno, perché i mass media non parleranno mai del comitato di Torre Spaccata, però è no, molto no, no, importante. ti devo Ah, contraddire, Repubblica è dovuta venire a intervistarci, no, ma e sicuro. anche, Però però è chiaro, perché voi noi non fate rumore, voglio possiamo dire, capito? Cioè, io vorrei dare un messaggio di speranza, perché l'attivismo è uno dei temi della nuova pedagogia. Vorrei dire, se la assolutamente. gente si mette insieme e si organizza, poi qualcosa succede invece di stare passivamente a pensare tanto non si può fare niente. Questi sono esempi pratici che il territorio Ecco, si è guarda, difeso. certo, no, ti aggiungo una cosa che credo che è utile per ampliare questo discorso. Quello che stiamo cercando di fare noi comunque, dico noi come associazione, io in particolare, è proprio questo concetto che dicevi te, il fatto che i ragazzi vengono educati ad adattarsi a quello che c'è.
cioè tanto non si può fare niente, questo è il esatto, concetto basico. E l'altra parte, una volta che uno si è adattato, è che al di fuori di quello che uno può pensare in proprio, no? Diciamo, arrivarci con una meditazione su quello che è proprio interiore e così via. Essendosi adattato, accetta quello che gli propongono. esatto. Perché tanto è come se entri dentro il supermercato e cerchi una cosa che ti piace, non la trovi e dici vabbè, prendo questa, tanto è uguale, capito? Invece c'è tutto un giro. Noi andiamo per esempio a comprare le cose alle cooperative agricole, scegliamo dei negozi bio e così via, perché vogliamo mantenere in ogni caso una nostra integrità, cioè Giusto. non per, diciamo, per una cosa ideologica, semplicemente perché eh, mangiare bene, per esempio, fa bene, Tra l'altro. oppure fare le escursioni in montagna non è perché devo fare sport. Se voglio fare sport faccio anche sport, ma è perché se sto in montagna sto bene. Quello- Giusto. io così, se mi fai la domanda perché hai cominciato a fare queste cose, è Perché? perché da, Diccelo. è perché da ragazzino noi eravamo tutti abituati a quel periodo a vivere per strada, no? Io stavo a Villa Gordiani e diciamo, siccome Villa Gordiani in quel momento era un po' un caos perché c'erano famiglie da tutte le zone, in quanto una parte delle case erano state date ai baraccati di Torre Maura, del Fosso di Santa Maura. E quindi spesso non ci capivamo nemmeno. C'erano tutti i dialetti e così via. E quindi io a un certo momento eh, ero diventato solitario in questo senso, cioè nel senso che preferivo delle volte stare per conto mio e camminare, e già da allora. E quindi camminando mi sono trovato ad andare nelle zone della campagna romana che allora c'erano e mi sono interessato a quello che c'era, gli animali, perché allora c'erano gli animali, gli uccelli, i serpenti, i salamandre, eccetera, eccetera. Dopo da lì mi sono evoluto perché eh, guardando un insetto, no, che stavo cercando di riconoscere posato su una foglia, hai visto quando vedi quei disegni stereoscopici, no, che se li fissi in un punto riesci a vedere oltre, no, quello che Esatto. c'è Sì, sotto? sì. Ho visto la foglia e dentro di me, ma che è sta foglia? Vedi quanto è strana, no? E quindi mi sono interessato alle piante e ho trovato che le piante erano molto più interessanti degli animali. Eh, Non molto più interessanti, avevano un'ampiezza di interesse che deriva anche dall'ampiezza della storia delle piante, Mm. milioni di anni, Sì, mentre sì, noi sì. come animali siamo più recenti Mm. e questo è un grave difetto, cioè nel senso che le piante nella loro evoluzione milioni di anni sono arrivate a degli equilibri, a delle scelte strategiche nel loro essere, per cui un faggio è un faggio, e fa una comunità di faggi, fa una foresta di faggi, e quando raggiunge l'equilibrio della foresta è un posto straordinario, meraviglioso, che ospita tanti anche animali e anche a noi. Noi abbiamo questa fortuna rispetto a tanti animali e alle piante, che ci possiamo muovere da un ambiente all'altro perché siamo adattabili. Sì, E quello ci ha fatto sopravvivere nell'era glaciale, ci ha fatto sopravvivere alle guerre, alla siccità. Questo ci dovrebbe far riflettere sul fatto della necessità di preservare questi ambienti in cui noi viviamo bene. Cioè, gli antichi riuscivano ad avere questa, diciamo, immagine del mondo che era sì legata alle loro necessità, però nello stesso tempo si proiettavano oltre. Cioè, avevano questa visione, no? Quella che poi nei film fanno vedere l'indiano che dice grazie coniglio che ti sei sì, fatto sì, cacciare sì, così. sì, sì. Però quella è la parte, diciamo, magari, come posso dire, metaforica, Spirituale. spirituale, però il concetto è quello. Sì.
Quindi dobbiamo soltanto ringraziare la natura e preservarla. Come esseri umani non abbiamo altre possibilità, giusto? No, assolutamente no. Poi appunto quello che cerco di fare io attraverso gli incontri, no? Adesso per esempio parlavamo di scuola. Noi abbiamo costituito l'anno scorso un gruppo Facebook che si chiama Borghi e Sentieri della Laga, perché le montagne della Laga, che stanno nell'Appennino centrale, vicino al Gran Sasso, sono dei posti meravigliosi, però si stanno spopolando. Prima proprio perché la montagna si va spopolando, ma poi dopo c'è stato il terremoto. E il terremoto, quello detto da Matrice, ha preso anche quelle zone e queste case che addirittura derivavano dall'epoca longobarda sono venute giù come birilli. E quindi quello che era tutta una comunità sparsa nel territorio, ma che ne aveva cura, sta scomparendo. E noi volevamo appunto, in conseguenza di quel ragionamento che facevo prima, aiutare invece non solo a mantenerla, ma anche a far rinascere quella società, quella Certo. socialità che c'era nei borghi. Abbiamo fatto questo gruppo e beh, abbiamo evidentemente toccato il punto giusto, no? Cioè non aspettavano altro che qualcuno si interessasse alla Allora. situazione. Mm, mm, mm. Siamo diventati nell'arco di un anno quasi 15.000 del Caspita. gruppo. Abbiamo organizzato delle attività, quelle che faccio io normalmente, cioè organizzare escursioni, fare educazione ambientale, eccetera. E queste sono andate talmente bene che alcuni di questi comuni hanno deliberato per continuare a farle anche in proprio e la gente dei borghi si è organizzata, si è auto-organizzata e hanno fatto un programma di iniziative eh, partendo dalla memoria, partendo dalle tradizioni, da quello, insomma, da se stessi, che è durato da luglio a adesso, ce n'è un'altra domenica prossima. Mm, 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 mm. Tutte le settimane, ti rendi conto? Tutte le settimane, una No, cosa incredibile. questo è veramente importante. Anche qui dire che basta che si attivino persone su un territorio, che quel territorio viene recuperato, rivive. Io penso che nel mondo che verrà faremo proprio un passaggio anche in questo senso. Lasceremo le città e magari ripopoleremo borghi meravigliosi, abbandonati. Questo potrebbe essere una possibilità, perché la qualità della vita, diciamolo, è migliore No, quando ti questo allontani sicuramente sì. dai grandi centri Guarda, ecco, urbani. no, diciamo, cerchiamo di vedere le cose in maniera pratica. L'unico problema che c'è in queste zone sono i servizi. E i servizi, quelli che possono servire soprattutto alle persone in età avanzata, come la maggior parte ormai di quelli che abitano da quelle parti. Mhm. E quindi sono costretti a spostarsi nei capoluoghi, insomma, dove c'è perlomeno, non so, una guardia medica per intendersi, Capito? ma Quindi anche basterebbe implementare i servizi allora, fare richiesta di implementazione. assolutamente. Mm, E poi certo, pensa, per esempio, alcune cose che ormai sono diventate basilari, come il fatto di poter usare uno smartphone, un computer per collegarsi, anche se uno sta lontano fisicamente, mettiamo con i parenti oppure con tutta la rete di servizi. E invece lì ci sono delle zone dove la TIM o la Vodafone, eccetera, questi che dovrebbero fare i collegamenti ripetitori, non lo fanno perché dice che mi conviene. è chiaro. Mm, mm, mm. Perché? Perché la montagna mica è tutta piatta, capito? Metti una Certo, cosa, certo, cioè, è chiaro. sono le vallate dove dentro diciamo, non arriva manco il sole, penso a te, ripetito. Chiaro, chiaro, chiaro. Quindi ecco, cioè, bisogna ripensare, questa è una cosa importante, bisogna ripensare le cose legandosi a quella che è la socialità di un territorio, il senso proprio, come dire, il genius loci di quel territorio, no?
E in questo modo tu vedi che vai a recuperare non solo le persone, perché poi, come dicevi te, io ho incontrato durante questa esperienza, questa iniziativa, dei giovani che sono andati via dalla città e sono tornati in quei luoghi perché hanno pensato che stavano meglio, Eh sono sì, rifioriti, eh sì, magari guadagnavano un sacco di soldi in banca o a fare gli informatici. Allora, la cosa sarebbe così, se ci fosse la possibilità di fare smart working anche in quei posti, magari uno dice, vabbè, metto insieme le due cose, vivo lì e non lascio il lavoro e certo, così via. Insomma. Quindi certo. diciamo che il futuro c'è dove si riesce a coniugare eh, l'idea del territorio, l'idea della società che vive in quel territorio con quelle che sono le possibilità tecnologiche che offre la società attuale e non il contrario, cioè dover per forza andare appresso ai posti dove risulta più conveniente infilare i servizi, le strutture tecnologiche, perché lì si guadagna, per intendersi. Certo, certo. Beh, allora con questa visione di questo passato, presente e futuro che continua a modificarsi e secondo me andrà necessariamente incontro a una riqualificazione dell'ambiente perché la consapevolezza comunque dell'essere umano di quanto bisogna vivere in simbiosi con l'ambiente, non contro l'ambiente. Noi ci lasciamo, Antonio, per Sì, adesso. sì, guarda, aggiungo solo questa breve Vai, cosa, che c'è fra un paio d'ore c'è un collegamento, perché noi apposta ci colleghiamo a distanza, chiaramente, perché stiamo facendo un progetto per le scuole elementari, molto bene, che è finalizzato a questi discorsi che stiamo facendo. molto bene. Perché? Perché in 2 anni e mezzo di lockdown i ragazzini che erano abituati a stare all'aperto sono stati costretti a stare chiusi Mamma mia, e è una cosa, cioè mentre diciamo un ragazzino di città ha sofferto, però tantissimo. in qualche modo diciamo recuperava perché col computer, la televisione, eccetera, ma lì c'erano delle situazioni dove stai proprio chiuso, nel senso isolato. Quello che qui era, e quindi hanno un grande bisogno di poter fare esperienze dirette di Sì. nuovo e qualcuno diciamo che li aiuti dando una motivazione all'istituzione scuola per portarli fuori. Perché purtroppo c'è anche questo aspetto, no? Cioè, la scuola, diciamo fino adesso sta cambiando per fortuna, non poteva portarli fuori, proprio era proibito. Adesso invece, per esempio qui a Roma, c'è il progetto Scuole Aperte e Partecipate che consente anche alla società esterna di entrare nelle scuole, le scuole insomma che fanno dei progetti in comune e anche di portare fuori i ragazzi. Vedremo. Antonio, ma meno male che eri andato in pensione e se non andavi in Ah, pensione che combinavi? ah sì, quello, cioè quando sento quelli che dicono, ah, ma qui in pensione, ma no, io non faccio niente, sono andato in depressione. Io me lo guardo e dico, sei proprio strano. A te non può capitare questa cosa. Questo non credo. Va bene, grazie, grazie infinite del tempo che ci hai dedicato a noi del canale di Nuova Pedagogia. Il nostro affetto verso di te rimane sempre altissimo per tutto quello che ci hai donato, Antonio, tu e Ambra, e speriamo di rivederci presto. Sicuramente. Grazie a te e grazie a voi. Arrivederci, a presto!